Don Armando, tanti gli episodi di furto nei cimiteri, ultimo, non ultimo questo dei Lumini, ad opera delle stesse ditte che appaltavano le forniture. Sì, è una cosa veramente squallida. Il commento del parroco del cimitero di Santa Maria dei Battuti a Mestre dopo gli atti predatori con il business dei lumini votivi. Un camposanto senza pace, dice oggi il prete, stilando l'identikit di un nuovo predatore, il ladro seriale di offerte, italiano, biondo, cinquantenne dall'aspetto distinto, alto e corpulento, che gira sempre in bici ad orari prestabiliti. Da mezzogiorno e mezzo alle 1, alle 2 ore che non sono controllate. L'abbiamo pescato già 2 volte, ma però continua a farlo pacificamente. Tanto che ho portato dentro anche queste cassette per non dargli neanche questa possibilità di rubare. Stamattina la denuncia del sacerdote al commissariato con una richiesta ben specifica. Per mettere una di quelle telecamere spie, lo chiamano, quelle piccole, molto piccole,